Cosa hai fatto? La Befana alternativa, Marco? Eh? La puffana? La famosa puffana. Vabbè, la puffana, no? La puffana viene di notte col GTR tutte rotte. Cosa fai? Vai a Filippine stasera? Che fai? Vai... A nipponiche. No, Filippine, peruviane, magrebine. Salgono tutti. Ma sai che secondo me la Filippina ti manda pure a fanculo il GTR. Cioè, che cazzo è sta roba? Ma che è sta roba? Vabbè, ma te potevi fare 599 e tu gli rispondi no, però è veloce, la sferisce la 599. Sullo 0 a 100 va più veloce. Sullo 5 è più veloce, bene, sì. Vai lì, è bellissimo. Ma poi, io ho sentito il rumore, ma quello che era un modo di mettere in modalità no exhaust, ma non fa rumore? Certo che lo fa. Ma fai sentire? Facciamoci mestiere, Zaus, siamo... No, perché... Fammi sentire che... Bella! Accendila! Accendila! Adesso in modalità borghesia. Metti la ignoranza? Ah, ci picchia, tutta un'altra cosa. Poteva sentire quello che tu... Ah, ammazza! Tu potevi sentire la supercar che rumore dovrebbe fare. È nipponico. Sono tutti. Ma la senti, no? Che vorrebbe fare, no? Fa. Agnazza? Capito? Una supercar, eh? Dai che me la sporchi, stai fermo. Una supercar dovrebbe farsi sentire, no? Accendila, dai! Non lo so, la macchina si compra. Hai vinto. Ma non è segno di vincere. Italia-Giappone 1-0. Italia-Giappone, Slaus. Le Filippine stasera le rimorchi tutte con questo, ecco lì. Bella per te. Magrebine, Filippine e peruviane. Ti gonfiano pure. A Marchetti, però. A Marchetti quando ti fai la macchina la ripassare a trovare. E domani si va da Baldini. Un'altra prova, chi lo sa cosa? Italico? Rosso. Ferrari. Siamo adesso male. Comunque dai che mi hai fatto pure lo scarico, vero? Sì. Viva la vita!